Buonasera a tutti, grazie. Sì, l'applauso è alla trasmissione, ovviamente a tutto il cast. Io sono solo qui in veste di presentatore, faccio quello che posso. Insomma, sembra che funzionichi il nostro incontro settimanale dove si fanno due chiacchiere in libertà, non 4, non 8, due chiacchiere proprio contate. Dovremmo davvero diventare più umili, dovremmo rimparare dalla natura. La natura in sé è perfetta, ogni giorno avvengono in lei migliaia di miliardi di milioni di migliaia di milioni di miliardi di processi. Il sole sorge e tramonta, i fiumi scorrono, il mare ha le sue alte e basse maree, i fiori sbocciano, c'è la giusta dose di rugiada nei prati. Cioè, noi uomini c'è scattata sta cosa di voler controllare tutto. Questa cosa vuoi controllare? Cioè, abbi un po' di saggezza nell'adeguarti a quella che è la vita, il messaggio della vita. Cioè, prova a immaginare l'uomo che se la tira così tanto, prova a immaginare che fosse l'essere umano a mettere la giusta dose di rugiada nei prati, a far scorrere i fiumi, e quando non ce la fanno i vigili urbani pronto li aiutano con le mani, ci fossero gli addetti a far sorgere il sole, staremo al buio di quel poco. Insomma, speriamo che questa resti una fantasia, diciamo a questa fantasia ammesso e non concesso, perché il mondo sarebbe davvero un gran caos. Ecco. Abbiamo detto questo, sono molto emozionato stasera perché abbiamo un ospite. Voglio fare come i grandi presentatori, creo un po' di suspense. È già qui di fianco a me, ma so che non lo vedete ancora perché stanno tenendo il campo stretto, lui è lì che freme, io sono contento di averlo qui, non so quanto sia costato alla regia, ma l'abbiamo strappato alla concorrenza. 1, 2, 3, vado perché se no mi faccio linciare se non lo dico chi è. Maurizio Grano! Ciao! 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 Ti ringrazio intanto che sei venuto. Io ho presente il tuo primo spettacolo, poi non l'hai più trattato così approfonditamente quell'argomento lì. Parlavi del rapporto che aveva una donna con due uomini, ce n'era uno che era innamorato, e l'altro che era il tenebroso, e uno era il tenebroso che... No, partito così, anzi ti ringrazio che me l'hai fatto venire in mente. Ma eri bravo, Sincero, Sincero, perché io nella mia vita sono sempre stato il bassetto della compagnia. Il mio amico più alto è 1,87. Io sono 1,80, sai come si ricordavano di me le donne? Quello che fa ridere, come si chiama? Quel bassetto che fa ridere, 1,78. E allora questa cosa qua mi è rimasta lì, allora io ero quello che intortava, perché dovevo precedere gli altri belli, Chiacchieravo fino al punto che questo ti guardava e diceva: chi è lui là seduto di fianco con la macchina lì? Che in quel momento te le frega te. Però mi piace, io sono sempre stato proprio anticipato da questi belli, hai capito? E nella mia vita ho sempre avuto poco successo sulle donne. Vuoi che pianga anche un po'?
No, ma se vai... Mi hai fatto trattare un argomento che mi venga le gocce agli No, occhi. io mi ricordo quel brano in cui parlavi di questo tipo e dell'altro, quindi questo tipo eri tu, quello che non aveva successo con le donne. Ecco perché ne parlavi così con cognizione di causa. Ero io. Ma ti veniva bene. Beh, per forza, non recitavo mica. Ho capito io, ecco. Quindi sapevi bene la materia. Sapevo. Conoscevo come facevano gli altri a inserirsi. E le donne sono furbissime. Però non farmi parlare di donne che mi viene una tristezza, che sono sì. L'altro giorno mi sono guardato allo specchio e dico, guardavo mio figlio e dicevo, guarda te, io sono single a 50 anni, mio figlio a 17 anni, fidanzato. Guarda le cose che... Vabbè, ma in questo mondo le certezze, lo sai, si trasformano, si spostano, diventano incertezze. Racconta invece, sì, quindi questo te lo ricordi bene, questo era molto bello. Adesso mentre mi accompagna a casa, me lo ricordi, capito? Visto che faccio fatica a raccontarlo. Ah, ti devo riaccompagnare anche a casa? Sì. Ascolta una cosa. Perché? Cos'è che ti ha spinto a occuparti di teatro? Perché possiamo dire... Per combattere questa cosa qui, perché mi ero stancato di essere il bassetto simpatico. Quando hai iniziato? Nel 92. Ah, ti ricordi anche la data esatta? Per caso? A me mi ci vuole un goccio d'acqua, ragazzi, perché sennò non... Un goccio d'acqua, correte, intanto noi parliamo così, ma siamo senza acqua. Deve essere l'arsura delle luci. Non preoccuparti, fai finta come se avessi già bevuto. So che mi si impaluga la lingua. No, aspetta, io ho un po' di saliva. No! Ascolta, approfittiamo di una cosa, tu adesso sei impalugato, non preoccuparti, abbiamo un servizio da mandare, mentre tu ti rinfocilli, mentre tu ti dissetti mandiamo subito un servizio, perché abbiamo deciso di andare a casa dei nostri spettatori e ve ne mostriamo alcuni. Sì. Io il campanello l'ho suonato, è aperto? Permesso? Siamo della televisione. Vogliamo fare... Avete aperto, scusate? Vabbè, per forza, uno suona, io apro. Se uno suona, io apro. Infatti, allora siamo della televisione, volevamo sentire se ci guardavate, stiamo facendo una ricerca, un'intervista. Che televisione siete? Di TV, posso dirlo o non vuoi dirlo che TV siamo? Si dice. Qualche volta la guardiamo. Ecco, volevamo dirvi, la guardate qualche volta? Sì, prego. Io ci guardo la sera. Aspetti che vengo col microfono. Io la sera ci guardo spesso e vedo anche che ci sono dei film abbastanza interessanti delle volte. No, però non è che ci guardo sempre. In un giorno ci guarderà 10 ore così? No, un po' di meno, però ci guardo, dai. Sì, perché ho visto che ci sono delle cose interessanti. Un'altra cosa, vi volevo anche avvisare, visto che siamo una televisione di servizio, state attenti perché ci sono in giro dei truffatori che vanno in giro, un cameraman e una persona a intervistare. Per piacere, perché se siete voi truffatori, come lo sappiamo noi? Se vi avverto che c'è uno che va... Fanno tutti così. Vi avverto che ci sono dei truffatori lì, poi il truffatore è questo. Allora ci manda via? Andiamo fuori? Oh, io l'avevo avvertito che... Dall'apparenza non sembra un truffatore. Io ho fatto karate. Allora niente, ce la fanno fare l'intervista. Vai Motte a capire con la gente. Ha fatto karate lei? Sì. Molto, cintura nera. Non so il down, ma cintura nera. Dalla faccia non sembrate persone sospettabili, quindi se volete fare l'intervista noi siamo disponibili per quello che possiamo fare, possiamo dire. Ecco. Perfetto, allora in cambio, siccome sembra che il teatro va dal... Ma perché lei parla quando non ha il microfono? A fare interviste, è la prima volta la seconda volta che vengo intervistato da una telecamera per dire non so che cosa. Ecco, infatti mi parla senza microfono. Allora va bene, in cambio della vostra ospitalità noi vi ringraziamo e vi offriamo un biglietto a teatro a vedere uno spettacolo. Va bene. Dove?
della bottega, a cura della Bottega del Buon Umore, poi andate in sede della Bottega del Buon Umore, fanno spettacoli e vi danno il biglietto. Va bene, va bene. Mi cambio un attimo e iniziamo con l'intervista. Dai, ma non potete fare queste cose. Vi siete messi d'accordo col tecnico per mettere col regista per mettere sulla TV? Perché parlano di cucina, di vini, allora io infatti ho preparato una ciambelletta mentre preparo le mie cose e guardo. Allora favorisco. Dovremmo pubblicizzarci di più, secondo voi? Dobbiamo mettere sulle sacchetti del pane? A volte si vedono delle pubblicità su i sacchettini che... Ma perché lei puntualizza sempre tutto? Perché non lo so. Ecco, ecco. È un difetto, non lo so cosa sia. E quindi vuol rimanere così o vuol cambiare? No, potrei anche cambiare volendo. Ma non vuole. No. Dipende, dai, dalle domande che mi ci pongono. Allora voi pensate, andate molto d'accordo con i vostri vicini? Sì, con i vicini, sì, dai. Con i lontani? Meglio. Con i lontani è molto meglio. Sì. La foto di New York, ecco. Che poteva vincere un premio perché questo qui non è il palazzo, ma è questo palazzo qui che si specchia in un palazzo di vetro di fronte. Quando eravamo a New York Allora, noi vi salutiamo con questo messaggio internazionale. Ricordo i nostri amici Bruna, Dante, che sono gemellati con New York. Vogliamo fare una trasmissione in mezzo alla gente. Vedi che stiamo sempre più togliendo dallo studio Cosplay, ci stiamo trasferendo in mezzo alla gente, siamo proprio... È un po' per riprendere il discorso della Rugiada. Andando là, stiamo a rapporto umano sempre più concentrato. Allora, ti piace, oltre che parlare di amore, allora io ho ti pensato piace una cosa. parlare... Io ho pensato una cosa rispetto a quello delle donne, è perché tu mi hai fatto una domanda perché ho cominciato a fare cabaret, fare il comico. Allora io ho pensato, con tutte le sfighe che ci circondano, che mi circondavano in quel momento, o andare dallo psicologo e spendere 150 eurini, che adesso oppure andare su un palco e guadagnare 150 eurini. A te costi come uno psicanalista. No, ti fai pagare invece che pagare a raccontare le tue sfighe. Sì. Si arrivi lungo a certi tipi di battute, facendo i gruppi di lavoro insieme, perché ci abbracciamo, perché vedo a quale stai ridendo che non ho ancora capito. Perché quando mi ha detto vengo in televisione con lui, ho detto vengo subito, speriamo di capirci. Ma la cosa bella è che non ci capiamo e questa è la cosa, non stiamo recitando. Io sono affascinata, guarda, io se fossi una donna ti bacerei in questo momento qua. Vabbè. Cioè, non è imbarazzante, è che qua si impara veramente la comicità. Qui, e non sto facendo una sviolinata, non guardarmi ti prego con quella mano lì che sembri Abbado, che suoni la cosa. Cioè, come devo... Questi suoi stop visivi sono bestiali, è per quello che mi è venuto un ciucciotto d'acqua, perché devo prendere i suoi tempi. È un po' come... non riesco a capire se è un... Ma non riesco a... No, è un complimento. È un complimento. Non hanno capito neanche loro. Cioè, è questo gioco di battuto contro battuto che ho detto, ma dove siamo? Ancora la Rugiada? No, ma quello è un discorso finito. Io ho un ricordo suo bellissimo. Una sera abbiamo fatto uno spettacolo insieme, ok? Alla fine dello spettacolo ci siamo messi seduti, lì sul palco, era caldo, non te lo ricordi, per l'amore del cielo, non andare a rivangare, ci siamo messi a parlare e la gente non si alzava, ma mica per me, per lui. A un certo momento ho detto lo spettacolo è finito, sarebbero rimasti lì perché lui con questi tempi qua ti spiazza, hai capito? Lui dovresti fare... Fammelo un'altra volta questa faccia qua. No, vai, allora parliamo del... Parliamo del mio lavoro. Il mio lavoro è bellissimo, perché io non farei cambio con nessun'altra cosa. Perché ha contatto con la gente, quante casistiche umane... Io lavoro in un bar di un circolo, lo posso anche dire, il Circolo d'Osto in via San Felice. La cosa bella... stai facendo pubblicità. Circolo d'Osto, ho detto, non mica bar. Ma è lui che sta facendo la pubblicità. Ma la Dossa non è un carcere. No, mi alzo e vado via. Dai. Ripartiamo dalla Rugiada, dalla Dossa. No, dove sono io è un bar. Sì. Bar di un circolo, che tutte le mattine apre la sua saracinesca alle 7 della mattina. Quando tu tiri su la saracinesca, c'hai dietro 3 pensionati in assetto da guerriglia, pronti
Perché loro, quando vedono questa saracinesca qua bucata, gli mettono le mani dentro e lì capisci che voglio d'un mondo ladro, se ci fosse qualcuno lassù, cortocircuito. Tu mi rimani ingargamellato senza farti male attaccato alla serranda, io la tiro su. E dopo metto un cartello sopra con su scritto: eri pensionato, pagato per stare a letto, con i tuoi tempi, ti sei alzato, non proprio a me, perché tu non puoi entrare alla mattina e dirmi: Mauri, mi fai un caffè al volo. Io devo dire dove devi andare. E loro ti dicono: la coppa apre alle 8, ma chiude alle 9 stasera, hai 12 ore davanti da te che secondo me a occhio ce la potresti anche fare. Ma il bello del pensionato, è quello del circolo però, è quello che si appoggia sul bancone e che tu gli chiedi: dimmi, ho già fatto colazione a casa? Allora ti viene da dire spostati, no, perché loro commentano. L'altra mattina, tutto quello che sto dicendo è tutto vero, l'altra mattina si alzano in due, chiacchierano, uno guarda quell'altro e dice: festeggiamo il compleanno della Martina, che è la mia nipotina. Come si chiama? Martina. È un maschio? E quell'altro guarda: dove sei stato in ferie? In Liguria. Sochmel, che bel posto. Dov'è? Mauri, c'ho una fretta bestiale. Se al posto di un cappuccio prendo un caffè macchiato, facciamo prima? Le arance che sono sul bancone servono per le spremute? No. Tutti i giorni facciamo un gioco aperitivo. L'altro giorno un pensionato si è punto con le freccette, adesso tiriamo le arance, capito? Mauri, ho preso il cumadin. E me io ho detto: cosa? Ma hai dato il goccetto d'acqua? Sì. Allora l'ho tolto il cumadin. Perché devi prendere anche i loro tempi, un po' come prendere i suoi, capito? Te fai preciso. Te sei uno che può entrare in un bar e dire: mi dai il decolcifico? No, è il dolcifico. Guarda che qui stiamo facendo una cosa, salta fuori un conflitto di interesse della Madonna. E quindi è come hai dei problemi con gli ordini oppure no? Va sempre tutto No, liscio? io ho dei problemi quando uno mi arriva dentro e mi dice: Mauri, sarei indietro, posso mangiare una pasta dolce? In quel momento lì faccio il mio teatro, perché io ti sposto questa, guardando attaccato alla vetrina, vede tutto questo, è già grassa solo a guardarla, no? E allora ti cominciano a dire: quella c'ha la crema dentro? Sì. Per cui la crema è ingrassa? Ho detto: non lo so. Quella lì con le granelline di cioccolato sopra, dentro c'è il cioccolato? No, signora. I panini che sono in vetrina, sono lì dalla mattina? No. Gli dico: sì, non guardarmi così. Per cui anche il prosciutto che è lì dentro, lì dalla mattina? No. Ogni tanto il prosciutto si alza, ritorna Ninino, fa un giro attorno al bar, si ripulisce, si risuicida e torna dentro. Te tutti i giorni hai a che fare con queste botte e risposte qua. Ma lo faranno per scherzare? No, no, non è mica uno scherzo. Il tutto nasce, credetemi, e io non ci credevo: Mauri, mi fai un cappuccio senza caffè? In quel momento lì tu pensi, dici: ma com'è sto caffè? Vuoi un po' di caffè? No, un cappuccio senza caffè. Io gli ho fatto una bella cosa, gli ho montato il latte, proprio sei lo schiumone, gliel'ho dato, gli ho fatto pagare come un cappuccio e ho detto: adesso sei a posto. Va bene. Grazie. Ciao. Rimandiamo la linea allo studio. Dove mi alla metto? regia. Ecco, siamo tornati qua in studio. Adesso aspetta, ecco, perché voi basta staccare un attimo il collegamento, c'è chi va nell'altra stanza, chi saluta il vicino. Adesso devo aspettare che vi rimettiate tutti davanti alla televisione, fatemo presto. Abbiamo un nuovo ospite oggi, però è già tornato qui. Lui ha una specificità, ci sa riportare nel mondo dell'infanzia, nel mondo degli anni più belli. Faccio un altro pezzo. Mi ha appena detto che fa un altro pezzo.
Cioè, io mi ricordavo l'altra volta che aveva fatto tutto un discorso sulla fanciullezza, sui bambini, e allora mi aveva fatto voglia anche a me di recuperare vecchi ricordi. Ero andato a trovare, io per esempio collezionavo i Zagor, quello che aveva quella maglia, quello che aveva quell'urlo kayak, che non capivi se era un urlo o era l'antifurto della canoa. Poi aveva un'ascia che aveva una pietra che non capivi se la usava per schiacciare i pinoli. E l'aquila, poi dopo c'era anche Tex Willer, anche quello io leggevo tanto, l'aquila della notte, che poi cosa fa? L'aquila di notte dorme. Quindi se vuoi dire che Tex Willer sta sveglio di notte, dovrebbe essere il Barbagianni della notte. L'aquila di notte, come la maggior parte degli uccelli, dorme, non è un uccello notturno. E poi Tex Willer aveva quei suoni, il fucile bang, zip, 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 che uno dice, beh, gli spara sempre nei genitali. Pensavi... Vabbè, mi ha fatto venire in mente quelle cose lì. Vabbè, comunque abbiamo lui, giustamente mi ha fatto notare che torna sì, ma con un altro argomento. Io lo chiamo Loris Smeraldi. Grazie. Sì, diciamo che il bambino è cresciuto ed è diventato ormai di una certa età. E giustamente le cose con cui si confronta, le vicende con cui deve fare i conti sono cambiate, sono altre, e quindi diciamo chiaramente vi ho fatto vedere l'inizio, vi ho fatto vedere la fine, poi nel mezzo c'è un contenitore immenso di un caleidoscopio di immagini, di colori, ci vorrebbe una vita a raccontare, tutta la mia vita però. Io non riesco a capire se te sei una persona molto sveglia o tutt'altro. Ma guarda, sai che io stesso non sono riuscito ancora a capirlo. Davvero. Quindi bene. Ma anche i professori me lo dicevano, non so. È più forte di lui, torna agli anni giovani, perché? Quasi sta attento che sennò faccio un'altra cosa. Cosa dicevano i professori? No, niente, solo dopo mi fai fare l'altro pezzo, se comincio a fare il pezzo di prima dopo è finita. Quindi. Ma dai, falle più forte di te, lo so che non ce la fai. No, invece io comincio con una canzone. Non hai l'orchestra, lo so, non hai ma questa canzone, una canzone che faceva come passa il tempo, va e ci porta via, va e ci sembra lento, ieri era tanto tempo fa. E infatti da bambino sono diventato che ho 60 anni e comincio il pezzo. Quindi non vuoi più parlare con me, vediamo questo pezzo, prego. Sì, come passi il tempo. D'altra parte, ci possiamo fare qualcosa? No. Vale la pena prendersela? No. L'importante, come diceva sempre mio nonno, non è prendersela, ma farsela dare. E d'altra parte la saggezza di mio nonno non era tanto distante da quella di mia nonna. Mia nonna mi diceva sempre, tesoro, non ti preoccupare andando avanti con l'età, perché qualsiasi età avrà qualcosa di bello in serbo per te. Ora sarà che io il serbo, come il croato, lo capisco poco, ma di questa cosa non sono così convinto. Comunque tu ti alzi una mattina e a un certo punto, incredibilmente, tutte le sfaccettature della quotidianità ti fanno capire che ormai hai 60 anni. Cominci a capire che 60 anni, quando arrivando ad una festa, invece di chiedere agli amici dove sono le donne, chiedi dove sono i dolci. Cominci a capire che ormai hai 60 anni, quando facendo i conti del tuo compleanno, capisci che hai speso più nelle candeline che nella torta. Cominci a capire di avere 60 anni, quando non corri più urlando la tua gioia di vivere. Oggi, se corri e urli è perché ti sei procurato uno strappo muscolare. Cominci a capire di avere quasi 60 anni quando i tuoi valori di una volta, libertà, amore, rivoluzione, sono stati sostituiti da altri valori, quali piastrine, trigliceridi, colesterolo. Cominci a capire di avere 60 anni quando il tuo cane rallenta appositamente la corsa
per lasciarti arrivare primo al bastoncino. Cominci a capire di avere 60 anni quando gli amici che ti vengono a prendere dopo un viaggio all'aeroporto, invece di chiederti ti sei divertito, ti domandano ti sei riposato? Cominci a capire di avere 60 anni quando vuoi girare la tua testa per guardare indietro al passato, ma non puoi perché hai la cervicale. Cominci a capire di avere 60 anni quando in palestra fai un esercizio e rimani lì, tinco, e allora fai finta che sia un esercizio yoga e aspetti che tutti escano per non farti vedere in questa posizione. Cominci a capire di avere 60 anni quando ti vesti per andare in bicicletta, con quei caschi da supereroi, super colorati, quelle tutine in acrilico super attillate, questi pantaloncini super attillati e ti si vede una palla qui e l'altra alla distanza di 1 metro. Cominci a capire di avere 60 anni quando non riesci a fare più la differenza tra i sintomi e i propositi. Cominci a capire di avere 60 anni quando capisci esattamente la differenza che c'è tra disappunto e disperazione. Disappunto è la prima volta che non fai la seconda. Disperazione è la seconda volta che non fai la prima. Ma cominci a capire di avere 60 anni quando sei dal medico e lui ti dice di fare chilometri, di prendere aria fresca e tu pensi subito di girare in macchina col finestrino aperto. Eh sì, ma comunque tranquilli amici miei, non preoccupatevi, è un'età che supererete. Ed ora voglio dare solamente 2 consigli a tutti i portatori di pacemaker. Allora, poco lontano da qua, proprio alle cupole, quindi siamo a pochi chilometri di distanza, la settimana scorsa è successo un fatto veramente increscioso. Ora, quello che voglio dire è a tutti i portatori di pacemaker, quando ballate un ballo tipo shake, attenzione alla sbracciata, perché questo signore, questo ultra ottantenne, ha dato una sbracciata un po' troppo forte, il pacemaker ha risposto con un impulso al braccio sinistro, sinistro, destro, e questo poveretto si è costretto, è andato per terra e girava come un robot impazzito. Hanno dovuto chiamare gli artificieri e l'hanno fatto esplodere a distanza, a 5 km di distanza, in un posto sicuro. E l'altra raccomandazione, sempre ai portatori di pacemaker che abitano al primo piano, piano terra, attenzione, quando fate l'amore, se ci riuscite, fatelo piano. A mio cugino gli è successo, gli si è aperte le porte del garage e di notte gli ha rubato la macchina. Come passa il tempo, caro Davide. Che bello sarebbe se si potesse fermare il tempo con uno schiocco delle nostre dita. E il fatto è che ad una certa età non puoi più schioccare le dita per via dell'artrosi. Ah, come passa il tempo, va e ci porta via. Lori Smeraldi, dai, va e ci sembra lento, ieri era tanto tempo fa, tanto tempo fa. È un nostalgico. Vabbè. Che poi si parla tanto di questo amore, di questi sentimenti, cioè i cantautori ci parlano dell'amore, i poeti ci parlano dell'amore, poi dopo apri una rivista, mi è capitato a me l'altro giorno, gli scienziati hanno detto che l'amore non esiste, è una serie di reazioni chimiche. Allora ci hanno preso in giro i cantautori, i poeti, questo stai te dicendo? Dice, è inutile che te prendi una ragazza, la porti al chiar di luna, la cingi in un tenero abbraccio con una musica truffaldina di sottofondo per fare un ballo, organizzi una cena a lume di candela, se nel corpo non si diffonde l'adrenalina prodotta dalle ghiandole surrenali non c'è niente da fare. Quindi è chimica. Dice, ma io la amo, sono le catecolamine. Io sento che senza di lei non posso vivere, è amore, è l'endorfina dell'ipofisi. Sento che la voglio sposare, se non è amore questo, è l'ormone dell'ippopotamo. L'ormone dell'ippopotamo? L'ormone dell'ipotalamo. A parlare con te che sei ignorante mi confondo anch'io. Ecco perché l'ormone dell'ippopotamo non mi sembrava. Sento che voglio stare con lei, è amore. No, è l'endorfina dell'ipofisi. Beh, insomma, allora così stando le cose, se fosse vero questo, bisognerà annullare, cambiare
i nostri sistemi di approccio, togliere tutte le canzoni, i titoli, non sarà più Cuore matto, sarà Ipofisi impazzita, non sarà Cuore, sole, amore, catecolamine, dopamina, eccetera, eccetera. Il parroco dirà non più restate insieme finché morte non vi separi, ma restate insieme finché endorfina e catecolamine vi sostengano. Vabbè. Un attimo, abbiamo il secondo collegamento con una famiglia, continua la nostra inchiesta nei nuclei familiari italiani. Prego la regia di partire. C'è nessuno? Io non entro se non mi dite di entrare, ovviamente. Ecco. Ecco, vado dal marito che sembra contento. Da matti, guarda, è un po' che non ti vedevo. Siamo ambasciatori della cultura, si legge pochissimo, abbiamo portato un libro. La televisione per quello. La televisione. Gli altri per noi, dai. Vabbè. Bene, grazie. Avete portato un libro così sottile? Così fate prima, l'importante è la sostanza. Siete contenti della televisione? Da matti. Tra 2 anni la buttiamo via e siamo a posto. Perché tra 2 anni la buttate via? Adesso quando ti arriva il momentino lo imparerai anche te. No, non ho capito. Fra 2 anni questo sistema qui di ripresa non funzionerà più. Ma non è vero, aspetti che il marito ha aperto una cosa importante. L'abbiamo appena introdotto. Ma lo sanno tutti, lo sanno. Tempo 2 o 3 anni, questi li buttiamo via, compriamo dei nuovi. Dai. Passiamo il tempo a cambiare televisione. Beh, ma certamente. L'importante è pagare il canone comunque. Ma guarda, iniziamo subito con uno scoop, davvero. Dimmi che non lo sapevi. Io non vorrei fare la parte... Lo sanno tutti quanti, i rivenditori e compagnia bella, te te ne che fra 2 o 3 anni bisogna buttarvi go. Va bene. Quindi partiamo già con una cosa che non farà piacere agli ascoltatori. Cosa faccio? Mi metto a sedere anch'io? Mi aiuta a togliere la giacca? Sì, venga, che la tolgo io la giacca. Ma cos'è questo sorriso sornione che ha suo marito? Ma il sabato sera è stanco, un po' sgonfio, c'è stata una settimana di lavoro sulle spalle. No, tutto a posto. Va bene, allora noi volevamo sapere se siete contenti della nostra televisione, se possiamo cambiare qualcosa, non come contenuto che quello non va bene, come programmi. Cambia tutto. Sì. Senti, ho visto, e l'altra sera, speravo nel Vaillant, invece ti sei salvato anche te dal Vaillant. L'altra sera ho visto Vaillant e c'eri anche te. Sì, io credevo che la Fiumana, niente da fare. Il personaggio non si salva, ma io mi sono salvato perché recitavo, cioè eravamo attori. Che peccato. Va bene, voi come vi trovate con i vostri vicini, cioè visto che parliamo di Europa Unita, con i vostri vicini, vi trovate meglio con i francesi o con gli austriaci? Qui francesi e austriaci non ne abbiamo. Non ce n'è, ci piacerebbero gli austriaci, gli piacerebbero molto. Dobbiamo l'Italia a Garibaldi, è nato a Nizza, coi confini di oggi non sarebbe italiano neanche lui. Poteva stare anche a poteva stare a casa invece di creare quel casino che ha creato. Ecco, è bella sentire questo spirito di... Non è stato così? Solo che apriamo un discorso che... Allora, lei mi parla, la televisione è da cambiare, l'Italia è un discorso complesso. Si è accorto lei che tutto il signor Lanzoni? Sì. Non è un signore. Il signore sarebbe dall'altra parte adesso se fosse il signor Lanzoni. Ha una faccia... Te l'hai sposato per il viso espressivo, somiglia a quell'attore... A quale attore assomiglia? Dai, quello bravo. Quale? Quello che fa quei film un po' horror. La mia intenzione è un po' che non mi mettere mica in televisione con questo perché ti bastono io. Come ti bastono? Ti vengo a prendere a capannone e poi te le do. Ma no, ma non dica così, ma cosa? No, è vero che ci vorrebbe più armonia tra le persone. Assolutamente sì. Sono assolutamente d'accordo. Ci vorrebbe più affetto, diciamo. Molto più affetto. La tolleranza. E affetto no. Sì, ma è una cosa che viene da sola. E allora abbracciamoci.
Vai a abbracciare lei. Ma vedi, allora lei è malizioso, è anche malizioso. Chi è malizioso? Lei? No. No, assolutamente. Cioè facciamo troppo rumore, parliamo troppo, non ci vorrebbe un attimo, godiamoci un attimo di silenzio, parte tutto dal silenzio. A me piace molto ascoltare il silenzio. In silenzio bisogna stare in orecchio però. Te lo ricordi il re di Napoli cosa diceva? No. Il re di Napoli? Arrivava il cortigiano e diceva: re, il popolo mormora, lascialo mormorare. Poi passarono un certo periodo, il popolo tace, re. Attenzione, mandare fuori le spie a vedere cosa sta succedendo. Il silenzio è d'oro, ma delle volte può essere anche qualcos'altro. Ah, ecco, è un insegnamento, è vero, perché le persone che parlano poco però danno un peso alle parole di solito sono più incisive. Quello che sta zitto è quello poi che ti mette alla gogna. Non è quello che ti dà del somaro, quello che ti dà del somaro te lo dà, via, buonanotte. Ma quello che sta zitto sta pensando come risponderti. È come gli uomini che parlano sempre di donne e quelli che stanno zitti. I playboy non sono quelli che ne parlano sempre. Si fanno i loro affari e buona. Lui, quando vi siete conosciuti, parlava o stava zitto? Parlava molto. Io per i 2 anni del fidanzamento non ho mai parlato, ho sempre taciuto. Che bella coppia però. Noi andiamo via, gli lasciamo la loro quiete domestica e un po' li invidiamo anche. Volete farvi una tenerezza in diretta? Fagli una tenerezza, che lui è burbero, non la fa, ma fagliela a te, dai. Che somaro che sei. Noi comunque siamo una coppia da 40 anni e al giorno d'oggi non lo può più raccontare nessuno. Eccoci di nuovo in studio. Avete visto che famiglia folcloristica. Anche stasera abbiamo buttato lì qualche chicchina, qualche seme, qualche argomento, sempre in modo molto, molto free, molto libero. Alla prossima. E siate un po' matti, sì. E siate un po' matti se non volete impazzire. Richiamo Loris Smeraldi e Maurizio Grano. Ricorderei, lui è Smeraldi, lui è Grano. Ma Grano è un nome d'arte, Grano? No, te l'ho già detto 8 volte. Va bene. Grano Maurizio. Sì, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. No, era bello così, era venuto a secco. Cioè, avevamo finito in armonia, avevamo creato... con quella grande gioia. Io sai che ho pensato allo spazio, posso dire questo? Contestatori fino all'ultimo. No, ho pensato che una sua è arrivata... Titoli di coda intanto, di pure. A 400 km da qua e ha parcheggiato su come si chiama? Su una piattaforma. L'astronave. Il sindaco di Roma non è riuscito a parcheggiare un Panda, guarda che questa cosa qua. Ah, va bene, dai. Grazie, Grano. Cioè, ci sarà una volta dove io dico una cosa e tu mi dici semplicemente sì. Sì. È questa. Sì. Questa. È finito. Ciao. Ciao, grazie.